Il sindaco Mario Conte, carri corti con Contarina, bidoni dell'immondizia posizionati in mezzo ai turisti e servizi inesistenti in periferia. Il primo cittadino annuncia un giro di vite. Entusiasmo e fiducia, ma anche attesa di fatti concreti dopo la presentazione della nuova squadra di Cassugana. Siamo andati a chiedere ai trevigiani ora cosa si aspettano. Tragedia nel pomeriggio, Semonzo del Grappa, 24 anni di Cittadella, muore precipitando con il parapendio da un'altezza di 400 metri, inutile ogni tentativo di soccorso. Ancora un anziano derubato per strada da un'avvenente ragazza, non una ladra seriale secondo le forze dell'ordine, ma più malintenzionate che stanno agendo in tutta la provincia. 30 metri separano le scuole elementari del quartiere di Selvana a Treviso dalla palestra parrocchiale, ma farli percorrere agli alunni sembra un problema insormontabile. Una siepe comunale mai tagliata che impedisce la visuale, ostacola l'illuminazione e rende pericolosa una strada dove le auto sfrecciano, i residenti in rivolta chiedono aiuto. Dall'inverno scorso gironzola davanti all'ingresso dell'ospedale di Oderzo e non se ne va, forse aspettando invano una padrona che non torna più, la storia di un gattino adottato dai dipendenti del nosocomio. Il bel tempo spinge molti trevigiani già in ferie sulle spiagge del litorale, dagli studenti che hanno finito la scuola a chi approfitta di qualche giorno per rilassarsi. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso, questi dunque i titoli di oggi. La città e il suo nuovo governo, quindi in apertura del giornale con i primi provvedimenti del neo sindaco Mario Conte, che in nome del decoro dichiara guerra ai bidoni di Contarina in centro storico e a sorpresa scopre che il servizio di pulizia delle strade non vale per i quartieri. Il sindaco Conte dichiara guerra a Contarina e lo fa sia per il decoro urbano in centro storico ma anche per il mancato servizio di pulizia urbana nei quartieri. È la novità che ha scoperto oggi, aprendo i cassetti lasciati dalla passata amministrazione, che sottolinea continuano a riservare sorprese. È vero che il servizio di spazzatura era esclusivo del centro storico? In questo momento ho riscontrato questo, che la pulizia delle strade attraverso il servizio di spazzatura era molto concentrato in centro storico e praticamente quasi nullo nei quartieri. Credo che bisogna invertire questa rotta e dare maggiore attenzione nelle periferie, anche per evitare problemi come quelli che si sono manifestati in occasione degli ultimi temporali, con degli allagamenti dovuti proprio alla mancata pulizia delle caditoie nel caso specifico. E in effetti, facendo un giro, sono queste le condizioni delle caditoie, nello specifico dell'area Gescal tra Fiera e Selvana, mentre anche oggi in pieno centro l'aspirasporco era pienamente in azione. Contraddizioni, secondo il sindaco, che non si fermano qui, almeno vedendo cittadini e soprattutto visitatori che anche oggi pranzavano tra i bidoni della spazzatura. Situazioni insostenibili per una città che punta sulla cultura e sul turismo come possibile espansione economica. Certo, sedersi lungo la riva Comisso, con vista su bidoni blu o gialli, oppure pranzare in pescheria a 2 passi dai cassonetti dell'umido non è certo invitante per chi viene a visitare la nostra città e che qualcuno, parafrasando i versi di Dante, ha già ribattezzato Treviso, dove a sì il rifiuto secco s'accompagna. D'altro canto la raccolta differenziata sta funzionando e quindi semmai va potenziata. L'obiettivo, ce lo siamo sempre detti, è quello di cominciare almeno con una fase di sperimentazione con le isole ecologiche interrate. Lo fanno in tutte le città d'Europa. Credo che il costo di questo intervento non valga quanto il decoro della nostra città. Del resto qualche esempio virtuoso già c'è, ad esempio sotto la scalinata dei 300. Per questo, subito dopo il primo consiglio comunale che si terrà giovedì prossimo, il sindaco ha convocato il presidente di Contarina con obiettivi chiari e precisi. Per capire appunto quali sono gli strumenti da mettere in campo per migliorare questo servizio. La situazione così com'è a noi non ci soddisfa e vogliamo assolutamente cambiare. Questi dunque i primi passi della nuova amministrazione trevigiana, ma i cittadini cosa pensano del sindaco e della giunta presentata ieri? Il nostro Lucio Zanato è andato tra vie e piazze per sentirlo. Città in attesa. È così Treviso oggi, tra una giunta appena formata e un consiglio che deve ancora riunirsi, un'attesa in genere fiduciosa. Bene il cambiamento. Ma cosa vi aspettate? Beh, tante belle cose, Conte numero 1. Sono felicissima, finalmente Treviso è diventata Treviso nostra. Un sentimento che accomuna tutti, anche chi non ha votato Mario Conte. Sono un pidiano, io ho perso la politica, ho perso le nazionali, non parliamo dei trevisani, no. Tifiamo, vediamo il dottor Conte cosa fa. Per carità, possiamo anche cambiare idea,
Io ne ho un'altra, ma possiamo che cambiare. E nell'attesa non c'è ancora un tema forte da affrontare. Aspettiamo tutte le promesse che stanno facendo. Che facciano funzionare la città al meglio, ecco. La prima cosa da fare? Sistemare che in strade qua, che sia impossibile correre in bicicletta. Biciclette ma anche migliori servizi sociali. Io ci tengo molto agli anziani, quindi i pensionati, che vengono tutelati un po' di più i pensionati. Già approvato dai cittadini l'assessorato alla disabilità, mentre desta qualche perplessità la riapertura al traffico di Piazza Rinaldi. Io ho solamente sentito dire che vogliono liberalizzare le macchine. E come la vede questa? Malissimo, specialmente per... E c'è chi come l'artista Beppe Mora ha già incontrato i neoassessori. Ho appena conosciuto l'assessore alla cultura, vediamo. E richieste che non arrivano solo al sindaco, come nel caso dei commercianti. Intanto chiediamo normalità, cosa che prima non c'è stata, perché per 5 anni, i primi 2 anni sono stati anni di ascolto da parte loro, poi c'è stato il silenzio totale, quando non c'è dialogo vengono fuori le cose malfatte e questo è quello che è successo a Treviso. E rimanendo in tema, inevitabile il commento degli ambulanti al mercato del martedì. Cos'è che non funziona qua? Tante cose. Dopo hai che stare comunitarie, non sono di robe, era meglio quando che pensava a Gentilini per il mercato. E visto l'accenno a Gentilini abbiamo pensato bene di andare a sentire il commento dello sceriffo su sindaco e giunta. È una giunta del sindaco Mario Conte e quindi tutti devono fare ossequio alla scelta fatta dal nuovo sindaco. Categorico come nel suo stile lo sceriffo di Treviso. Il sindaco ha fatto le sue scelte e non si discute. Io conosco 2 o 3 assessori, ma sugli altri non posso esprimere pareri perché non li conosco. Lui, che per il secondo quinquennio siederà tra i banchi del Consiglio e non su quelli del governo, comunque vede nell'assessorato a Sandro Zampesi una sorta di omaggio del sindaco Conte nei suoi confronti. Dicono che hanno dato i lavori pubblici a Sandro Zampese in ossequio a Giancarlo Gentilini, ricordato anche come Mesa Cassuoia. Sandro Zampese è un elemento che fa la differenza, però ti dico la verità, lo avrei preferito all'urbanistica, perché ha una conoscenza viscerale di Treviso dal 1994. A lui non è mai capitato di avere una giunta con così tante donne. Avrebbe fatto una giunta con 4 donne e 4 uomini. Vedi, le leggi dura lex ser lex e quindi non c'è nessun rimpianto, abbiamo osservato la legge. Sceriffo che lancia un primo sasso sullo stagno. Caserma Piave, un problema che io avrei risolto dopo un'ora, ma adesso c'è questo problema di anni che sono tutta della libertà assoluta, anche con la violazione delle leggi. Per questo il suggerimento a tutti è sempre lo stesso. Vi auguro a tutti di seguire sempre il Vangelo secondo Gentilini, che credo sia l'unico che può dare la garanzia della ripresa della città di Treviso. Un Gentilini comunque euforico per il risultato, che interpreta così. Treviso è liberata! È ritornata a noi! Ha fatto discutere inoltre in questi giorni la dichiarazione del neosindaco sul taglio di oltre 400 alberi malati lasciato in eredità dalla giunta Manildo, un dibattito che ieri ha visto scontrarsi 2 ospiti di 20 e 10, Stefano Pelloni del PD e Giancarlo Iannicelli della lista Conte. Sentiamoli. È una follia totale perché il sindaco Manildo, di fronte a una relazione di un dirigente che diceva bisogna tagliarne questi alberi, il sindaco Manildo ha fermato tutto e ha detto aspettate, prima di tagliare degli alberi, 400, io voglio una relazione di un altro tecnico che mi dica che effettivamente è l'unica strada possibile. Quindi aspetti questa relazione di questo tecnico, ecco, e faccia le dovute da settembre. Allora aspetta, la realtà non ha avuto il coraggio, perché la relazione di un tecnico esperto era di settembre, siamo arrivati a giugno e che aspetta? La realtà che non voleva avere questa gatta da pressi da settembre, che aspettiamo? Guarda che gli alberi cadono e uccidono la gente, ma assolutamente sono d'accordissimo, bisogna prestare attenzione. E quindi cosa aspetta?
di Cesare Battisti si è aspettato una convenzione con l'ex provincia per la ristrutturazione generale. Uccidono la gente, è successo sono state fatti i tagli, però prima di tagliarne 400 dovrai fare a Canizzano per fortuna sono caduti 2 o 3 alberi e hanno rischiato di uccidere la gente, quindi è una relazione, ma non tagliamo, ti dico che c'è una relazione da settembre, aspettiamo un'ulteriore relazione, un mese, un'altra relazione di un altro tecnico. 7 mesi. Il sindaco di fronte alla scelta ha chiesto un'altra relazione e si è comportato da buon padre di famiglia per quanto mi riguarda. 7 mesi di pericolo per la gente. Ma che 7 mesi di pericolo? Ma sono stati fatti dei tagli, sono stati fatti degli interventi. Sì, va bene. Non è che c'era la paura di dover affrontare questo problema. Io invece per coraggio, nel senso di responsabilità, dico che gli alberi crescono, muoiono e bisogna cambiarli. Quindi non c'è niente da scandalizzarsi. Tragedia questo pomeriggio a Semonzo di Borso del Grappa, è precipitato un parapendio a perdere la vita, un giovane di 24 anni di Cittadella. Il ragazzo era uno studente universitario di fisioterapia e studiava a Verona, avrebbe compiuto 25 anni il prossimo 9 luglio. Il giovane è precipitato al suolo con il parapendio che stava conducendo poco distante dalla pista di atterraggio. Il volo tremendo sarebbe stato di circa 400 metri, inutili soccorsi da parte degli infermieri del SUEM 118 e del SUEM di Crespano. Sull'episodio ora ovviamente indagano i carabinieri per accertare le cause di questo tragico incidente. E dramma questa notte a Pederobba, è esploso un camper parcheggiato in un campo, all'interno c'era un uomo di 66 anni che ha riportato gravissime ustioni. Un boato, poi le fiamme ed il fumo, ad esplodere un camper parcheggiato in un campo isolato di via Fossadella, Pederobba. All'interno c'era un pensionato 66enne del posto che ha riportato ustioni gravissime. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Montebelluna, sta combattendo tra la vita e la morte. A soccorrere l'uomo un vigile del fuoco fuori servizio che, visto le fiamme, si è precipitato sul posto. Immediatamente è scattato l'allarme. Sono arrivati in pochi minuti i colleghi di Montebelluna che hanno spento il rogo. Dentro al camper sono state trovate anche 4 bombe di GPL, 3 inesplose sono state messe subito in sicurezza, una invece è esplosa all'interno del camper. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Pederobba, l'area ed il mezzo sono stati messi sotto sequestro. Immediate le indagini, dai primi accertamenti sarebbe stata trovata anche una tanica di benzina vuota, non si esclude che possa trattarsi di un tentativo di suicidio. L'uomo, che da tempo soffriva di forti crisi depressive, non viveva nel camper ma in una casa a Pederobba. L'uomo ha fermato il mezzo in una zona isolata, un campo di sua proprietà. Poi, poco prima di mezzanotte, l'esplosione. Il 66enne, che si trova in fin di vita a Montebelluna, è in attesa di essere ritrasportato al centro grandi ustioni di Cesena. Ed ancora cronaca, ancora un anziano derubato per strada da un avvenente giovane, o non una ladra seriale secondo le forze dell'ordine, ma più malintenzionate che stanno agendo in tutta la provincia. Il loro identikit però è sempre lo stesso, vediamo. Mezzogiorno di ieri, via Don Sturzo, a Casier, un 81enne sta rientrando a casa quando viene avvicinato da una giovane che gli si getta addosso, lo abbraccia, gli sfila dal polso il Rolex e si dilegua. È solo l'ultimo colpo in ordine di tempo messo a segno nella Marca in queste settimane con le medesime modalità. La frequenza è preoccupante, un episodio al giorno, a volte anche più d'uno. Ad agire non è sempre la stessa persona, lo dimostra il fatto che alcuni episodi sono avvenuti quasi contemporaneamente in diverse zone della provincia, ma le caratteristiche delle autrici sono le stesse. Giovane donna, avvenente, lunghi capelli scuri, curati, mai in disordine, carnagione e olivastra, ben vestita, niente gonne lunghe, niente abiti che possano far insospettire chi ha davanti. Probabilmente nomadi attese in auto da un complice che si avvicinano con la scusa di chiedere un'informazione o facendo profferte sessuali. Tra i pensionati l'allarme sta girando e qualcuno riesce a sfuggire alla rete delle ladre. A Treviso e Mogliano i 2 anziani presi di mira hanno reagito salvando i preziosi che avevano addosso e mettendo in fuga le malintenzionate di turno. A Casale sul Sile, meno di un mese fa, i carabinieri sono riusciti a rintracciare i presunti autori di un tentativo di furto in strada, una coppia di origini romene denunciata a piede libero per aver tentato di derubare un anziano che andava a fare la spesa. Un fenomeno difficile da contrastare se non con l'aiuto delle potenziali vittime, a cui si raccomandano massima attenzione e telefono alla mano per chiamare le forze dell'ordine.
Nel tardo pomeriggio di ieri ignoti hanno tolto le bandiere tricolore della Repubblica Italiana che onoravano il monumento ai caduti di Cairano San Marco, issando al loro posto 2 bandiere del Veneto, blitz di chiaro stampo indipendentista e venetista che ha scatenato un dibattito sul web tra contrari e sostenitori. Sul fatto intanto indagano i carabinieri. Insultare i vigili sui social può provocare dei guai. Sentiamo. Offendere i vigili urbani sui social network può costare caro. Lo sanno bene le 11 persone che nel marzo 2016 avevano ricoperto di insulti la polizia locale e ora dovranno affrontare un processo. A scatenare i volgari commenti era stata una foto che ritraeva un'auto dei vigili parcheggiata su quello che all'apparenza sembrava un posto riservato ai disabili in zona Santa Maria del Rovere a Treviso. I vigili si sono sentiti denigrati, gli epiteti più gentili infatti erano stati cialtroni e pagliacci. Secondo alcuni le forze dell'ordine erano impegnate in una pausa caffè, mentre invece erano in servizio per regolare il traffico dopo un incidente. Subito è scattata la querela per diffamazione da parte di 48 agenti. Le persone sottoposte a indagine furono 28, di cui 17 sono state scagionate, per 11 invece il processo. Ed ora torniamo a Treviso, dove 30 metri a volte possono essere una distanza infinita, ma soprattutto possono innescare un interminabile duello a distanza. È quella che si ripete da anni tra un preside ed un consigliere comunale. Quando 30 metri fanno la differenza tra avere o meno una palestra adeguata. Sono i 30 metri di distanza fra le scuole Fanna di Selvana e la struttura sportiva parrocchiale e sono quelli della discordia tra il preside Antonio Chiarparin e il consigliere comunale riconfermato Giorgio Torresan. Una schermaglia che dura da anni, con Torresan che chiede ogni volta venga usata la palestra esterna e il preside che ogni volta risponde di no. 30 metri, una distanza breve quanto immensa se si vogliono far percorrere gli alunni, e qui il consigliere azzarda. Sono le maestre che hanno fatto una resistenza importante perché ritenevano che fosse fuori dall'ambito scolastico. E il preside ribatte. Invece di dire che il preside non vuole, sarebbe meglio usare un verbo: il preside non può, perché i ragazzi per andare in palestra devono uscire dall'ambito del giardino, dello spazio di pertinenza della scuola, devono andare in uno spazio pubblico e con tutte le conseguenze di sicurezza. Per Torresan la palestra parrocchiale è una scelta utile non solo per l'attività fisica. I bambini hanno una palestra che è di 6 metri per 6, che è un'ex aula. Tra l'altro i bambini delle scuole Fanna devono mangiare in doppio turno perché la mensa è insufficiente, quindi la palestrina, che se dovesse venire liberata la palestrina, i ragazzi potrebbero mangiare in un'unica soluzione. Per questo il consigliere non demorde e rilancia. Sarà mia premura raccogliere all'inizio ottobre, fare una petizione in modo tale che il dirigente scolastico finalmente dia il suo ok per l'utilizzo della palestra di Selvana. Scarse però le probabilità di successo. Ogni cittadino può fare quello che vuole, ma finché la responsabilità è in capo mia non c'è petizione che possa tenere. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. C2. Bene, siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana e sono tornati a chiamarci i residenti della zona di via Selvatico. Ancora nessun intervento per mettere in sicurezza la strada resa pericolosa da una siepe che copre i lampioni e deborda sulla carreggiata. Adesso si è in estate, le giornate sono lunghe, la visibilità è buona. D'inverno alle 5 di sera qua è da avere paura. Il signor Giuseppe ci aveva già chiamato lo scorso autunno, ma da allora poco è cambiato in via Selvatico. La famiglia Vazzolera abita lungo una laterale via Torretti che i residenti hanno sistemato mettendo mano al portafoglio. Altrettanto non possono certo fare per risolvere il problema sulla via principale, la siepe che deborda sulla carreggiata, fagocitando i lampioni dell'illuminazione pubblica e qualsiasi altra cosa lungo la strada e portando via spazio alle auto. Non dico di eliminarla, ma se non altro portarla a un'altezza giusta, che le lampade dell'illuminazione stradale logicamente facciano luce sulla strada e non sulla siepe, e che insomma, e oltretutto possibilmente da quel lato della siepe, volendo,
io non sono, come le ripeto, né un ingegnere né un geometra, ma potrebbe uscire una pista ciclabile o pedonabile per la gente che cammina a piedi, perché qua anche andare a piedi è un pericolo. Per noi nonni è un rischio, per noi qui passeggini. Dobbiamo prendere la responsabilità del nipotino e oltre tutto non va, così non va. Non si può muovere noi nonni. Per non parlare del problema allagamenti, qui in strada a inizio giugno c'era 1,5 metri d'acqua, dicono. I residenti si erano rivolti senza esito alla precedente amministrazione. Adesso spero che il nostro nuovo eletto neosindaco, il quale ci ha promesso personalmente che rimedierà alla faccenda di questa strada, perché è veramente una vergogna vedersi soprattutto il pericolo che c'è, soprattutto quando c'è sera. Vi ricordo la nostra rubrica, lo dico ad Antenna, lo spazio dedicato a voi, segnalateci i disagi, noi interverremo, lo potete fare via sms o whatsapp al 351 1755 340 oppure via mail a redazione @antenna3.it oppure telefonando lasciando un messaggio alla segreteria allo 0422 02 30 898. Benessere a qualunque età, con questo motto il Rotary Club di Treviso ha avviato una serie di progetti e di iniziative a favore della comunità anziane dell'Isdra. L'anno scorso ha donato un macchinario tecnologico per gli ospiti non autosufficienti, quest'anno un lettino professionale per la riabilitazione, ma in futuro l'Isdra ha un sogno: sistemare il chiostro di Santa Maria Maddalena. Una collaborazione attiva ed operativa, quella in atto da qualche anno tra il Rotary Club e l'Isdra di Treviso. L'anno scorso il club trevigiano ha donato all'istituto questo macchinario altamente tecnologico che permette senza sforzo né per gli operatori né tantomeno per gli ospiti non autosufficienti di mettersi in piedi da seduti, attrezzi fondamentali per favorire il movimento degli anziani. Sì, con cose tangibili e continuative. L'altro anno abbiamo fatto uno stabilizzatore elettrico, quest'anno come vedete il lettino e il prossimo anno delle parallele nuove. Questo invece è il nuovo lettino professionale per la riabilitazione, come spiega la fisioterapista. È adatto per i trattamenti a livello riabilitativo di carattere soprattutto neurologico e quindi è una grande facilitazione per noi e per loro, perché ha una tale resistenza a livello di copertura, per cui è morbido e confortevole e quindi inibisce certi schemi motori, ma è anche resistente a tal punto che può permettere le leve di muscoli che altrimenti non sarebbero in grado di muoversi. Iniziative come queste sono importanti, spiega il presidente dell'Isdra Luigi Caldato. È un grande gioco di squadra al quale noi, come ben sa, ci teniamo particolarmente. Questo è stato uno dei motivi per cui c'è stato questo cambio di tendenza di marcia nell'Isdra, guardando il territorio, guardando le assistenze, guardando attività come queste con dei club importanti sulla città di Treviso con i quali abbiamo potuto collaborare e creare delle collaborazioni. Ma l'Isdra nel cassetto ha un altro sogno, quello di vedere ristrutturato il chiostro di Santa Maria Maddalena, ed il presidente coglie l'occasione per lanciare il sasso al Rotary. A rispondere è la futura presidente del club che prenderà la carica dal 1° luglio, Marina Grasso. Vedremo di farci entrare qualche titolo, qualcosa anche per la casa albergo, ma veramente in questo momento è veramente troppo presto per dire qualcosa. Bravi comunque all'Isdra a lanciare il sasso nel momento giusto, nel trovare proprio me, che di solito non lo sono, senza parole. Grazie. E ora a Oderzo, dove una gattina non si allontana dall'entrata dell'ospedale, una storia dal libro Cuore per quella che è diventata la mascotte della struttura sanitaria e non solo. Casa sua è questa, lei ha scelto la casa dell'ospedale e per cui è qua. Questa è la storia di Tenny, gatta che non si è fatta adottare da una famiglia per stare all'entrata dell'ospedale di Oderzo. È una storia dal libro Cuore che sarebbe piaciuta a Petrarca come a Hemingway, solo per citare poeti e scrittori amanti di questi felini dal carattere davvero particolare. Come Tenny, classica tigrata europea che da oltre un anno non si allontana dalla struttura ospedaliera in riva al Monticano. A nulla è valso il tentativo di Carmen, la cassiera dell'ospedale che impietosita lo scorso inverno se l'è portata a casa. L'abbiamo ospitata così nel periodo proprio più freddo dell'inverno, infatti in quel periodo nevicava, però lei ha sempre avuto questa tristezza nel cuore perché non si è adattata, non so per quale motivo, noi la coccolavamo, ma lei rifiutava le nostre coccole.
E a lungo andare, insomma, ci siamo accorti che lei era un po' triste e che comunque non si sarebbe abituata a casa. E allora a malincuore abbiamo deciso tutti e tre: riportala in ospedale e vediamo cosa succede. Lei il giorno dopo era tranquilla, felice, come era bellissimo vederla. Fin qui sono i fatti, con la quotidianità di quella che potremmo definire la mascotte dell'ospedale Opitergino. Lei gira l'ospedale, gira tutte le parti, tutte le varie zone dell'ospedale all'aperto, però no, niente, io non l'ho mai vista dentro. Pulita, discreta, attenta a chi passa. Sembra quasi attendere qualcuno che da qui è transitato senza più ritornare. E lei sembra attenderlo pazientemente, tenacemente, da cui Tenni appunto. E gli umani rispettano questa attesa con piccole e grandi attenzioni. Così lei sta lì ogni giorno tra siepiete e gradini, scruta ogni persona che passa, si lascia carezzare da qualcuno ma non dà altra confidenza. Forse quegli occhi aspettano di incrociarne altri che conosce molto bene e solo in quel momento Tenni smetterà di essere tenace, lasciando questa entrata per tornare a casa che non è detto sia di questo modo. Il bel tempo spinge molti trevigiani già in ferie sulle spiagge del litorale, dagli studenti che hanno finito la scuola a chi approfitta di qualche giorno per rilassarsi. Noi siamo andati a sentirli. Di dove sei? Di Treviso. Ah, di Treviso. Sei qua in vacanza? Sì, sono in vacanza. Ma in albergo, casa? No, in giornata, veniamo in giornata, così siccome siamo vicini allora si fa qualche oretta di mare prima di andare effettivamente in vacanza. Da Merano, Trentino Alto Adige. E come mai sei qua a Jesolo? Perché la spiaggia è bella e mi piace qua. Zero Branco. Siete venuti qua in vacanza o in giornata? No, in giornata, sì, domani si lavora. Prossime ferie invece quelle vere, diciamo, dove le farà? In agosto in montagna. Noi veniamo da Borgo Valsugana, in provincia di Trento. Siete qua adesso in vacanza o fate un giorno o due? Facciamo un giorno e poi torniamo. Ah, toccata e fuga quindi? Sì. Vicenza io? A Vicenza? Sì. Ma sei qua un giorno solo? Ti fermi qualche giorno? No, siamo venuti qua la mattina, andiamo via di pomeriggio verso le 6. Quindi in giornata insomma toccata e fuga? Sì. Le ferie invece quelle vere dove le farete? Beh, io in Sicilia parto fra qualche giorno, sto via un mesetto. Da Mantova. E siete qua in vacanza? No, sono venuto a trovare mia figlia. Quindi toccata e fuga? Esatto, parto questa sera. Come l'hai trovato qua? Bellissimo, mi piace assai. Il prossimo anno forse verrò una settimana. Da Treviso. Ah, quindi in giornata toccata e fuga? Sì. Sentite cosa, le vacanze quelle vere invece dove le farete? Avete già pensato? Dove le faremo? Ma penso, io vado in Puglia, quasi sicuramente. Io vengo qua. Tu vieni qua? Rimani qua? Perché? Perché ci vengo da quando ero piccola. Sei un po' affezionata? Sì. Ha una maglietta con scritto non sono il nonno, però è pieno di giochi. Da dove arriva? Da Milano. E hai scelto questa località piuttosto di altre, c'è un motivo? Sì, perché è molto bella, per i bambini è perfetta, per gli adulti anche, benissimo, si mangia da Dio. Buon soggiorno. Grazie. Bene, siamo arrivati al termine, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, ospiti in studio Sandro Zampesa, assessore ai lavori pubblici di Treviso, e Giovanni Tonella del PD di Treviso. Questa era la nostra ultima notizia, vi lascio le nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prevalenza di sole sulle nostre regioni, ma non mancherà qualche disturbo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento nella prima parte della giornata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio addensamenti e anche con qualche temporale sui monti del Bellunese, sempre buono invece altrove. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime comprese invece tra 23 e 29 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà asciutto e soleggiato al mattino, ma anche qui dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità sui settori alpini, dove non si escludono occasionali rovesci a carattere sparso, cielo al massimo poco nuvoloso altrove.
Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 27 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Al mattino qualche piovasco sui settori alpini di confine, altrove invece sarà soleggiato. Col passare delle ore non si esclude che gli acquazzoni possano riguardare un po' tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime comprese invece tra 27 e 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.